Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo sull'incrocio che porta dalla Romea alla zona industriale. Vedete il traffico che c'è, vedete quanto è pericoloso, è uno degli incroci più pericolosi in assoluto di questa strada, che tra l'altro è la strada più pericolosa d'Italia. Adesso sentiamo in particolar modo gli operatori della BRT, che è un'azienda di trasporti, quindi tra le prime a essere penalizzata, per fare anche una sollecitazione all'ANAS, che ha un progetto fermo con le 4 frecce. In ogni caso ad ascoltare adesso gli amici della BRT come stanno vivendo e come stanno soffrendo questa situazione. Con il responsabile della BRT e il presidente della BRT, siamo a ridosso della Romea, c'è un progetto che l'ANAS ha fermo con le 4 frecce della rotonda. Cosa vi sta comportando questa mancanza di una rotonda appunto sulla Romea, Luca? Ma innanzitutto ci sta facendo mancare sicurezza, Leandro. Abbiamo insieme, ma non soltanto noi, ma anche tutte le aziende dell'area artigianale di Taglio di Po soffrono di questa grande difficoltà, di questo grosso problema di sicurezza, poiché avere ancora un incrocio a raso come unica entrata diretta all'area artigianale è un problema nel 2022, non solo per BRT ma per tutta la nostra zona. Più volte insieme agli altri imprenditori locali abbiamo fatto squadra per fare massa critica davanti agli enti preposti per avere delle risposte a questa esigenza, ma ancora non siamo arrivati a vedere finalmente partire i lavori dopo, senza esagerare, più di un decennio di richieste. Mi ricordo che questa richiesta è partita addirittura nei primi anni 2000, siamo nel 2022 e ancora non si è vista la rotonda effettuare. Nel frattempo ci sono stati incidenti, nel frattempo diverse persone hanno avuto dei danni, c'è stato qualche incidente con dei lutti importanti, quindi effettivamente questa è un'opera che per la nostra comune, per il nostro territorio è molto importante. Noi siamo qui ancora una volta a spingere affinché questa possa essere effettuata e che ANAS, come hai detto tu, possa finalmente togliere le 4 frecce e ingranare non solo la prima ma magari la 4ª marcia. Bonato, lei è il presidente di questa attività, più di 100 dipendenti, diciamo che sulla zona industriale di Taglio di Po gravitano qualche centinaio di dipendenti, è una realtà importante penalizzata da questa strada. Quindi secondo lei cos'è che potrebbe fare da una parte l'amministrazione per sollecitare, ma l'ANAS soprattutto? Buongiorno Leandro e buongiorno a tutti quanti. Sì, la nostra amministrazione penso che assieme ci ha sempre supportato fino adesso e ha sempre cercato di portare avanti questa idea e questa esigenza, perché a oggi diventa un'esigenza. La nostra zona industriale è frequentata, come hai detto te, non da un centinaio, perché siamo circa 140 solo noi e poi c'è tutto il resto della zona industriale. Abbiamo portato qua la nostra attività e quindi il traffico è più che triplicato, specialmente il traffico pesante. È molto difficoltosa la Romea da attraversare, più che difficoltosa è pericolosa. Ecco, so che vi state un pochino anche movimentando con tutti gli altri operatori per un progetto di un sit-in sulla Romea, o sbaglio? Sì, come hai detto te Leandro, in una delle ultime riunioni che abbiamo fatto con le altre attività è uscita anche questa ipotesi, cioè di manifestare e fare un sit-in naturalmente pacifico, però poterlo fare sulla Romea per far sì di smuovere un po' le acque. Sì, per sensibilizzare appunto l'ANAS che si muova praticamente. Sì, esatto. Vabbè, noi facciamo questo appello, noi anzi vi ringraziamo della disponibilità, naturalmente sentiremo anche gli sviluppi in comune se ci hanno qualche notizia immediata e soprattutto più fresca da poter comunicare a voi operatori. E che dire, viva la zona industriale di Taglio di Po e complimenti come sempre a voi imprenditori che riuscite in questo momento a fare attività. Grazie. Grazie a te Maggi.